Dottore, nel suo focus di oggi si parla di andare oltre le parole e potremmo anche dire questo, oltre lo stigma quando si parla di decadimento cognitivo. Sì, e lo stigma è un grande problema per le persone con demenza, perché è un qualcosa che soprattutto sentiamo ancora molto in Italia, dove vediamo tantissime persone che ricevono una diagnosi, inizia a diventare qualcosa che è stigmatizzante, che inizia a rimuoverli dalla possibilità di poter dirla loro, si inizia a proteggerli, si inizia quasi a non dirgli nemmeno se hanno ricevuto una diagnosi di questo tipo. Vediamo i caregiver che tendono molto spesso a proteggerli, giustamente, da queste cose, ma che purtroppo questo li va un po' ad escludere. Già la demenza esclude una volta dalla possibilità di poter esprimere la propria voce, e andiamo a vederli esclusi una seconda volta, soprattutto ad esempio nella partecipazione in ricerche qualitative e ricerche scientifiche in generale. Oggi abbiamo parlato delle esperienze nel fare co-design con persone con demenza e delle limitazioni, delle sfide che si incontrano molto spesso, che i ricercatori trovano nel lavorare con questa categoria di utenti. È un discorso molto complesso, molte limitazioni che troviamo. Banalmente la possibilità di reclutare persone che sono volontariamente in grado di voler partecipare, e anche la possibilità appunto di creare questa connessione con loro, la difficoltà di appunto ovviare a tutta una serie di difficoltà che porta questa patologia e realizzare tutta una serie di attività che possa essere utile per loro nella progettazione di prodotti e servizi che un giorno andranno ad aiutarli. E nel suo intervento di oggi si parla anche di co-design, ma questo in cosa si traduce? E soprattutto possiamo dire che dà centralità e non più passività alla persona che comincia ad avere delle avvisaglie di decadimento cognitivo? Ma sicuramente co-design vuol dire semplicemente coprogettazione, quindi molto semplicemente vuol dire lavorare con le persone con demenza, quindi progettare con loro. Pensiamo a un qualsiasi prodotto o servizio che si voglia progettare, una delle cose più importanti da fare con le persone con demenza è coprogettarlo con loro. Quindi scegliere, cercare di capire quali sono i loro bisogni, quali sono le loro necessità e progettarlo assieme, quindi portare magari dei prototipi che possono essere visuali o fisici e andare a lavorare direttamente con loro in diverse sessioni per capire cosa ne pensano, quali sono le difficoltà che incontrano e così via. Nell'intervento di oggi abbiamo parlato di sfide anche nell'implementare questo metodo, sfide e limitazioni, come può essere banalmente il reclutare queste persone e poi soprattutto il far sì che queste attività siano coerenti con le loro necessità e con le loro difficoltà, quindi trovare tutti quanti quei modi per poter elaborare tutte queste sessioni per far sì che siano interessanti e utili per loro, ma che siano anche utili e interessanti per i ricercatori stessi. Vanno a tradurre tutte queste necessità e bisogni in prodotti e servizi che poi verranno utilizzati dall'utente finale. E poi un fattore di estrema importanza è il fenomeno del gatekeeping, che si può tradurre come agire come filtro, che è una realtà che purtroppo succede con gli operatori sanitari e con i caregiver, con i familiari in generale. Questa tendenza involontaria dell'andare a rimuovere la possibilità per le persone con demenza, quindi dei loro familiari, di poter interagire con i ricercatori, di poter partecipare a queste ricerche. E questo è un peccato, perché andiamo a rimuovere una possibilità di raccogliere dei dati molto importanti, non soltanto per noi ricercatori, ma anche per le persone con demenza, di avere la possibilità di poter interagire con noi, di poter sviluppare tutta una serie di strategie di coping, di poter avere una voce, di poter portare un contributo a qualcosa che li potrà aiutare.